Sono appunto i robot che consentono di produrre tutti tantissimi oggetti che poi noi usiamo, quindi assemblano automobili, scatole di cioccolatini, fanno la pasta a Barilla, la Barilla compra un sacco di robot per esempio, e cose simili, oppure quando mangiate l'ovetto Kinder, facendo un sacco di pubblicità senza senso, o le barrette di cioccolato, tutte queste sono confezionate da macchine che possiamo assimilare a dei robot e quindi sono fortemente vicini a noi anche se non ce ne rendiamo conto. Ovviamente, come abbiamo visto, quando poi pensiamo alle nostre case, in pochi possiedono un qualcosa che si possa definire robot all'interno della propria casa. Nel futuro non sarà sempre così. Cercherò quindi di analizzare vari settori diversi della nostra vita per capire come questi settori verranno modificati dalla contaminazione, come la chiamo io, dei robot. Ovviamente, anche se uso questi termini, non immaginate robot contagiosi o che danno malattie. Contagiosi nel senso che sono destinati in qualche modo a cambiare il nostro modo di relazionarci alle macchine, che sono destinati a cambiare il nostro modo di interagire con il mondo, proprio come è successo con Internet e con i computer. Internet e i computer hanno creato modi nuovi di comunicare e anche modi nuovi per tutti noi di stare al mondo. Alcuni estremamente nocivi, alcuni estremamente positivi. È giusto esserne consapevoli fin dall'inizio, cosa che magari non è successo con Internet. E ancora oggi non siamo del tutto consapevoli di cosa c'è dietro a Facebook, o peggio ancora di cosa c'è dietro a Google, ma di questo cercherò poi di introdurre questo concetto. Sempre facendo utilizzo di queste immagini Ciao Robot, il primo impatto che voglio mostrarvi della robotica è nel mondo delle protesi. Il mondo delle protesi per persone che purtroppo per incidenti, menomazioni varie non possono utilizzare tutti i loro arti, si stanno facendo molti progressi e le immagini che ora vi faccio vedere sono state girate ormai già 3 anni fa e riprendono un atleta che si chiama Stefano Lippi, che è un atleta, un campione paraolimpico italiano, che in un incidente ha perso una gamba ed è diventato, insieme a Pistorius, che magari conoscete. Chi conosce Pistorius? Vedo dei cenni, sì, perfetto, quindi non vi devo raccontare la storia di Pistorius. Stefano Lippi è meno famoso, ma in Italia è molto famoso, e noi siamo andati a riprenderlo, a intervistarlo qualche anno fa, come vi dicevo, quando provava per la prima volta una protesi robotica molto particolare che gli consentiva di camminare in maniera fluida. Adesso cerco nel filmato di trovare questa protesi. Di essere stato scelto come tester di un nuovo prodotto, un ginocchio bionico, il primo modello che viene prodotto al mondo. All'interno del ginocchio c'è un motore che permette di fare ciò che fa il piede naturale. Le grosse migliorie che possiamo notare in questo ginocchio rispetto agli altri sono essenzialmente una maggiore fluidità del passo. Abbiamo notato che c'è una simmetria incredibile. Oggi, mettendo un paio di pantaloni, probabilmente pochi occhi non allenati riescono a capire la presenza di una protesi. Il limite di questo ginocchio robotico è che non viene comandato dal cervello. Autonomamente analizza il comportamento della gamba sana e ne riproduce il movimento. Se un domani riuscissero a ricollegare il sistema nervoso alla macchina, alla protesi, il problema sarebbe completamente risolto. Interfacce dirette tra il sistema nervoso e il robot per il momento non esistono, però si parla di qualche anno adesso, quindi è bene cominciare a parlarne. In un futuro non troppo lontano, gli arti robotici potranno essere comandati direttamente col pensiero. Vi saranno collegamenti diretti tra nervi e transistor, tra pelle e silicio. Al momento a questo ginocchio bionico essenzialmente quello che manca è la mente.
Se mi dicessero che ci fosse questa possibilità di, attraverso un intervento chirurgico o qualcosa di veramente invasivo, di riuscire a sopperire a questa mancanza, gli direi ok, fallo immediatamente. La scienza e la tecnologia sono stati sviluppati per rendere gli esseri umani più felici. Ieri mentre camminavo per i laboratori con questo nuovo arto bionico, ovviamente tra lo stupore della gente, una persona buttata come me si è fermata a chiedermi appunto se ormai l'uomo stava diventando sempre più una macchina, sempre più un robot. E a me è venuto un po' naturale dirgli no, guarda, ormai sono i robot che stanno diventando sempre più umani. La prima cosa che mi aveva stupito maggiormente fu il rumore, perché sentire questo rumore quasi da Terminator mi inquietava parecchio. La risposta degli ingegneri della Hossur, la Hossur è una delle aziende più importanti al mondo, un'azienda islandese, è diventata così grande da comprarsi dei colossi americani, e mi dissero, beh, non è così importante se uno riesce poi a camminare in maniera fluida come cammina grazie a questa protesi. Sicuramente ci dobbiamo lavorare. Ora sono passati un po' di anni, io non li ho più visti quelli della Hossur, quindi non so se sono riusciti a togliere oppure no il rumore a quel motore. Sicuramente è interessante capire come in pochi anni quello che Stefano raccontava come un grande sogno e che alcuni ingegneri, anche molto bravi e molto famosi, dicevano è una cosa che stiamo studiando e non è ancora realizzabile, cioè riuscire in qualche modo con il nostro cervello a mandare degli impulsi per modificare lo stato di una macchina. Beh, in pochi anni ci sono già le prime esperienze che questo sia possibile. Quindi se andate su YouTube vedrete dei robot, delle braccia robotiche comandate attraverso l'analisi dell'encefalogramma, attraverso l'encefalogramma. Quindi il passo di iniziare a collegare in qualche modo quello che pensiamo a un'azione di una macchina sta diventando sempre più realtà. Ad oggi è invece difficile pensare di riuscire a dare un dato al nostro cervello, cioè per esempio dirgli che temperatura c'è, e questo è molto importante perché io posso avere una mega protesi ma poi se la immergo a 1000 gradi e il mio cervello non lo sa, non sento scottare e quindi rischio la vita. E questo ancora nessuno è riuscito a far sì di portare le informazioni al cervello, mentre sono riusciti in molte università, ancora in prototipi, a collegare, analizzare lo stato del cervello e a condizionare il movimento semplice di alcune protesi. E quindi ci sono protesi che aprono e chiudono delle mani, ma poi non posso decidere la forza, anche perché non sento cosa sto toccando. Oppure posso decidere se chiudere o no il gomito o alzare il braccio. Quindi passi avanti in pochi anni si sono fatti e magari fra 4 anni una conferenza simile a questa potrebbe raccontarvi qualcosa di diverso rispetto a quello che vi sto raccontando io. E questo è molto interessante perché fa capire come la scienza e la tecnica continuino a correre. E questo far correre la scienza e la tecnologia è interessante perché ogni tanto chi è all'interno di questo processo di ricerca si scorda di essere un cittadino, di essere un abitante del mondo e non si sente responsabile delle ricerche che sta effettuando. Anche queste ricerche, che sono bellissime, sono straordinarie perché fanno in modo di aiutare persone che per incidenti o per cause varie hanno
hanno delle disabilità e quindi si riesce in questa maniera a ridonargli per esempio il camminare, fare le scale. Mi ricordo con Stefano, dopo l'intervista, siamo tornati verso il centro dove venivano fatte le sperimentazioni. Eravamo al campo sportivo, come avete visto, e poi io e lui a piedi torniamo al centro di riabilitazione. Il centro aveva delle scale e aveva una rampa. Io stavo prendendo la rampa per aiutarlo. Lui mi guarda e mi fa: no, facciamo le scale, tranquillo, con questa protesi posso. E mi fa: ma la grande vittoria è che anche con altre protesi non robotiche si possono fare le scale, ma non devo fare le scale come se fossi un bambino. Sapete che i bambini fanno un passetto, poi riportano il piede su e non danno continuità e non mettono il peso una volta a destra e una volta a sinistra. Con una protesi tipo quella che abbiamo visto poco fa si può fare proprio questo: dare fiducia alla protesi che ci sostenga e fare le scale normalmente. Per Stefano questa era una grande vittoria, era una cosa molto bella da potermi raccontare. Io non ci avevo nemmeno pensato, non ci avevo fatto neanche caso. E proprio riguadagnare le piccole gioie della vita di tutti i giorni, una delle grandi vittorie della tecnologia. E queste tecnologie ci permettono di fare queste cose. Ma attenzione, come diceva qualcuno all'inizio dell'intervista, un giorno potrebbe accadere che queste protesi rendano gli arti robotici migliori degli arti naturali. E allora cosa accadrà? Sarà come avere un doping tecnologico. Se ci pensiamo è già accaduto con Pistorius, quando hanno iniziato a fare dei test sulla reazione elastica che hanno le protesi sul campo di corsa. Per esempio, io non sono dalla parte di Pistorius. Per me quelle protesi favoriscono la corsa. È brutto a dirsi, sembra poco politicamente corretto, ma una persona che ha delle gambe naturali non ha delle protesi e quindi farle correre nella stessa competizione, secondo me, questa è la mia opinione, non è uguale. Non è questo il principio di uguaglianza. Il principio di uguaglianza è renderci la vita facile, senza ostacoli ogni giorno. Poi nel mondo delle gare poco importa. Ma trasliamo questo in cose più estreme. Un giorno potrebbe capitare che qualche pazzo decida di farsi cambiare parte del suo corpo con parti meccaniche. Già i film e la fantascienza ce l'hanno raccontato, perché magari quelle parti sono migliori delle parti naturali. E a queste cose dobbiamo pensare, in maniera tale che se oggi i ricercatori sono responsabili, la ricerca non verrà fermata, perché la ricerca non si deve fermare, ma la ricerca che andrà avanti sarà una ricerca responsabile. Di certo questa non è una delle conseguenze peggiori che possono avere i robot. Non so, adesso vi faccio vedere un'altra immagine. Anche qua andiamo un po' nel passato per farvi vedere un'immagine di una gara che si teneva negli Stati Uniti. Questa automobile che state vedendo è un'automobile senza pilota, ma non è che il pilota sta a casa e la pilota da casa, cioè non c'è proprio, è un'automobile autonoma. Anche qua eravamo parecchi anni fa, 2005-2006. Questa è stata la prima volta al mondo, qua si può parlare di prima volta senza offendere nessuno, in cui un'automobile autonoma è riuscita a percorrere una lunghissima distanza, non chiedetemi quanto, ma molti chilometri, in un deserto americano, senza fermarsi, senza avere problemi, senza avere bisogno di un assistente umano. Gli hanno solamente dato la meta, come facciamo noi col navigatore. Anch'io per venire qua ho messo la piazza del parcheggio, donatore di sangue, giusto? E sono arrivato seguendo le istruzioni del navigatore.